Oggi in Consiglio regionale ho proposto un'interrogazione all'assessore Bini per sapere come vengono utilizzati e come vengono di fatto finalizzati gli importanti investimenti in termini di alcune centinaia di migliaia di euro per sostenere la promozione turistica regionale all'interno dell'aeroporto Friuli Venezia Giulia. Questo già all'inizio di quest'anno era stato richiesto, in quanto la prima ondata pandemica ha previsto la chiusura dell'aeroporto stesso e quindi di fatto l'impossibilità di dare utilità ad un investimento importante per la promozione di una regione, stante il fatto che non transitava nessun passeggero. In questa seconda ondata si è riproposta la questione relativamente al fatto che soprattutto le principali rotte internazionali non hanno più a far scalo nella nostra regione, il transito dei passeggeri è notevolmente ridotto. In questo senso quindi la domanda all'assessore su come si è intervenuti nella rivisitazione dei contratti e sulla modifica delle finalità stesse della promozione pubblicitaria all'interno dell'aeroporto. Come dicevo, centinaia di migliaia di euro dei contribuenti di questa regione che evidentemente devono trovare una migliore, più puntuale allocazione nella promozione e non mantenuti in un contesto dove sono di fatto inutili nella loro mission. Allora in questo senso la richiesta, la risposta dell'assessore è stata ancora interlocutoria, nel senso che siamo in attesa della modifica delle condizioni. Vigileremo perché questa modifica ci sia e soprattutto perché i fondi spesi abbiano un loro effettivo utilizzo, una loro effettiva utilità per la promozione della regione nel comparto turistico.